Buonasera Italia e benvenuto, Sonico, quello che costi, mettermi a fuoco, no? E benvenuto in questa area camper da milionari. Questo perché costa 25 euro, capito, con la corrente illimitata, tutto quello che vuoi, però 25 euro, un'area camper in Slovenia, se tu lo sai già perché hai letto il titolo, o forse non è da milionari, perché se uno spende tutti quei soldi dopo finisce in milioni, ma tu anche mi dirai, Singano, ma uno che ha milioni a botte di 25 euro, ora che li finisca, beh sì, forse hai ragione. In ogni caso, scherzi a parte, sei attaccato letteralmente all'entrata delle grotte di Postumia, quindi te la consiglio perché sai che dopo in Slovenia rompono anche il cazzo perché non vogliono che dormi in libera, ok? Io ho sempre dormito in libera, però se ti beccano poi c'è la multa, hai capito? Quindi con 25 euro ti togli il pensiero, sei attaccato letteralmente all'entrata delle grotte di Postumia e hai la corrente illimitata, quindi portate da casa il congelatore, scaldobagno e chi più ne ha più ne metta. La lavatrice. L'asciugatrice. Questo vuol dire essere singani perché è uno stato mentale. Caro diario, quella sera ero un po' perplesso sul fatto di aver vissuto correttamente la mia infanzia, in quanto io, insomma, in quinta elementare diedi la prima palpatina al culo alla mia pseudo morosetta e Giacomo in prima già se le slinguazza, gli dai i baci in bocca, a me No, gira. già a 10 mesi. Sì, è in culla adesso, dai. Camminava, l'ha presa così e l'ha tentato qua. Adesso che non Ma capisci, dopo io ho i complessi, non dico di E inferiorità. poi, Prima e poi bacio, prima elementare. la mia prima fidanzata, quando avevo tipo 2 anni, mi ha fatto vedere una sua bambola, l'ho presa per la gamba e mi sono messa a picchiarla. Che figata, beh, questo è bondage a livello extreme. Però parlando solo dei bacetti, insomma io ci sono rimasto male. Ma cos'è? Ah, una pista per pampini. Ah, ho capito. E come non notare, a parte il pampino che si è bloccato psicologicamente nel piccio, ma guarda, la striscia LED grande tutta l'edificio, più grande di quella di Pulmin. E qui abbiamo trovato delle tipiche giostre slave che si differenziano da quelle italiane per la forma fatta un po' così a ghirigoro e il materiale legnoso. Abbiamo poi avuto modo di ammirare questo anfiteatro con la vista diretta su esatto, su Accarto Libreria. È anche interessante apprezzare i supermercati tipici. Giustamente là lei dice, essendo in un paese straniero, ogni volta rischi di magari di tirare 4 bestemmie senza saperlo, no? Perché magari una parola nella tua lingua significa una cosa e in un'altra invece significa un'altra, no? Hai capito? Ma a parte quello, io invece notavo che c'è movimento, ci sono giovani, però tutti i bar chiusi, è proprio tutto chiuso. È in da drogarsi. Mi ricordi? Questo è il filatorio, no? Sì, Che lo usava anche, mi pare, la strega tipo della Bella Addormentata nel bosco, una cosa del genere, che ho avuto un trauma da piccolo perché in sogno mi ha molestato sessualmente, capisci? E quindi io, quella volta sai, non è che potevi denunciare, eccetera, quindi... Che forte il barbiere, guarda la cosa, i Ducati. Caro diario, quel giorno notai questo camion che io dicevo, guarda che camion camperizzato, invece no, ok? Questo camion era una biblioteca mobile. Ma ce li abbiamo anche noi, È bellissimo quando sei all'estero, no? Perché vedi sempre delinquenza ovunque, tipo quando andavi nei Balcani, no? Perché quando sei qui in Slovenia vedi orsi ovunque, ogni rumore, dici cazzo è l'orso, cioè persino in centro a Postumia, c'è proprio una roba di testa. Caro Giacomo, quando eri un bambino, che adesso rivedrai questo video dopo tanti anni, avevi tanta paura degli orsi, forse perché qualcuno sì ti aveva messo in testa che c'erano gli orsi qua dietro, eccetera, eccetera, qualcuno era gli orsi, ok. Però, insomma, dai, ricordala come una cosa simpatica, dai. Livello di umidità, servono boccagli. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani. Buongiorno cane, buongiorno pampino, buongiorno fidanzata, buongiorno peluche e buongiorno giornata de medda, ma non de medda nel senso che io la considero, cioè che è un aggettivo spregevole, no, de medda nel senso uggiosa, no? È un po' la rivalutazione del termine battistiano, battistesco, battistero. Ah, ma tu guarda che non mi ero accorto, dietro l'area camper cosa c'è?
Però da quest'altra parte ancora, vedi, siamo attaccati a una strada, ci sono tutti i parcheggi, c'è il brutto. Ti interessi i servizi? Ti spiego. Allora, la corrente è in colonnina e ce n'è in abbondanza per tutti, l'acqua anche, ok, vedi, quindi puoi caricarti direttamente da qui. Gli scarichi, accidenti, chi ha quello là, il nautico come Singano, non può scaricare qui, insomma. C'è solo lo scarico, ma alla fine per le nere, ossia per la Kaken. Qui abbiamo Francesco Pelus che ci fa gentilmente un tutorial su come scoprire dove c'è la Kaken. Allora, prima di tutto bisogna scoprire dove si fa la Kaken, dove si butta la Kaken. In questo caso io avevo scoperto che non essere qua sotto, ma essere qua, no? E dopo, in teoria, bisognerebbe fare... Però bisogna accettare perché è stretto qua in Slovenia, non si capisce perché. Dietro l'area camper hai questo ponticello da seguire, vai sul lato dove c'è scritto Tagliama Zama e poi giri a sinistra e lì trovi l'entrata. Ed ecco ti è arrivato all'entrata. Siamo a dicembre, ok, quindi siamo abbastanza fuori stagione, come puoi vedere praticamente non c'è nessuno. Consigliano comunque di arrivare mezz'ora prima, aspettano, mi correggono dalla regia. 18 ottobre, novembre, 18 novembre. Ok, però anche lei prima ha detto ottobre, però fai un misto tra ottobre e dicembre e viene fuori novembre. Esatto. Quindi, un'altra una bassa fanno mezza via. Esatto. Sì, perché adesso c'è Francesco ti fa il tutorial su come entrare nelle grotte, immagino, no? Esatto, perché abbiamo fatto il biglietto. Allora, per entrare nelle grotte bisogna andare dove c'è scritto italiano. No English, italiano, no Deutsch, no... Ok, così si fa. Ok, in questo movimento. Allora, come fare sapere allo staff che siamo italiani? Bene ragazzo, io credo che considerato non ci sarà nulla da dire, nulla da ascoltare, adesso ti pinci la musichetta. Devi mettere qualcosa sull'ISO, Giacomo? No, appunti interni, ci sarebbe la gentile guida che ti spiega tutta la storia eccetera, ma fare un video di 1 ora e mezza, insomma tu mi insegni non è il caso. Quindi come ti avevo promesso, musichetta e ciao, arrivederci. Pausa musichetta. Ecco, arrivati qui, vedi, ti posizioni nel trenino, ti metti il roll bar qua per fare i rally e le cose e basta, guida Francesco. Vedi? Direi una cosa però, cosa? che questi trenini non sono proprio adatti agli extra large, già io sto stretto. Stai un po'... ok, quindi prima di venire a vedere grotta e vedi, fate una dieta dimagrante, insomma, ecco. Trace when I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter, the pain, and even shed the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space, and there's nothing left here to remind me. Just a memory of your face. Take a look at me now. There's just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. Miller non è un posto per te perché ti sbatti i corni qua dappertutto.
facciamo i papui? No, infatti i papui, ma facciamo un tutorial scientifico appreso dalla guida che ci ha spiegato, noi ti riassumiamo che 2 punti. Che qua ci troviamo, anche se eravamo più indietro, nella sala degli spaghetti all'interno delle grotte di Postumia. E adesso voi avete una carbonara. Gli spaghetti sono tipo quelle micro stalatite finissime nel tetto, non è proprio chiaro. Altra informazione culturale, Giacomo ci insegna cos'è che hai detto? L'assolotto. È come un drago, tutto rosa, anfibio. Semplicemente con le zampe piccoline da geco. Ma vivo? Sì, è vivo. Qui siamo a 20 metri sottoterra, ok? Quindi sto sperimentando come si sta quando un giorno sarò anche sottoterra. Si sta bene, dai, temperatura gradevole, un fiato umido. Mi sembra un po' con il naso, con dentro il naso in bocca. Vedo quanto è in bocca, vedo quanto è gigante. Quel coso lì, a fianco a quella roccia lì, alta. È tipo impennato. Quel cosetto. È bucato sotto. Bellissimo. No, non ci credo, hanno fatto... Nessuno un topo. No. Il peluche del Bigatin là. Ragazzo, siamo arrivati alla fine di tutto il giro delle grotte di Postumia, adesso saliamo nel trenino. Bellissimo, un'esperienza veramente unica, te la straconsiglio, ovvio, però non mi per niente 5 km, proprio per niente. Guarda, ho preso un portachiavi della salotto. Che sboccio, 3 euro. Cazzo, è montagna russa! Corre, adesso abbiamo rotto le balle. Galleria, quanto è lunga? Chiudi il finestrino, Giacomo! Ci vediamo all'altro lato, l'altra prospettiva. Perché prima vedevamo, cioè non vedevamo la vista da di qua, ma dalla... Vedevamo cosa c'è dietro, vediamo cosa c'è dietro, che non c'è come i Kinder cereali. Però mi sembra più Corre! Faccio qua, cazzo! Guarda dove andiamo! Che bello! Ora sotto! Poi aspetta! La Madonna! Porca miseria! Che robe! Incredibile! Per quanto ti possa sembrare sciocco e banale il mio consiglio, mi raccomando, vai in bagno prima di entrare qua, perché dopo tra il freddo, l'umidità e il rumore dell'acqua ti pisci addosso. Bello, impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore. Volevamo concludere in bellezza la puntata con Francesco Peluche che ci fa un tutorial su come uscire dalle grotte. Qui c'è una porta. Ok? Così, ok, perfetto, molto chiaro. E questo è un tipico scorzo di Slovenia, ossia freddo da battabrocche veramente. Questo clima grigio uggioso, questa casa qui che ora tu hai al centro e il campanile di accesa che forma là che è per quel che ne fa paracadutismo in Slovenia. Ok, stiamo visitando questa specie di centro commerciale metà chiuso. Troviamo i prezzi in generale, tipo Jesolo 68 centesimi la tavoletta di Novi e qui è 1,49. Altro supermercato. Quella, guarda che bello quel campo, tutto leopardato. Fashion. È proprio quiche. Guarda, che te sei terribile, niente, lui si è innamorato, le sempre qua. Ti guarda in giro, non ti lo trova e lui le sì, ho capito. E sai che qua è tettone grande, te dice. Così? No, perché si è scandalizzato perché l'ha vista tutte i tettone giganti e l'ha detto Dio povero, sai ste robe, non capivo? E ora lei qua, lei sta un fiato turbato. Non tempi casa, non tempi via. Meno male che sono obesi che sti qua, sei l'extra large. Oh ragazzo, sì, abbigliamento tipico slavo. Volevo farti vedere due cose tipiche che abbiamo scelto.
Velocissimamente, un caffè di merda. Questa cosa qui, Cocta, è un estratto di erbe analcolico da bere, ce n'era di tutti i tipi, quindi se è una roba tipica. Queste vabbè palline di cioccolato per Giacomo, non tanto il tipo di prodotti ma le marche, hai capito? Queste caramelle Frizzi, le Mentos alla Fanta, che da noi non ci sono, attendo quelle alla Coca-Cola. Questa sembra essere la loro cioccolata, ok? Abbiamo preso il latte e la mandorla. Questa roba qui, che c'era anche da noi, era tipo il cioccolì, però appunto se a marca tipica, ok? E queste robe qua che non so cosa sia. Sono dei cioccolatini. Bene, abbiamo visto i prodotti tipici e adesso andiamo alla prossima tappa. Senti come quello dice, cioè proprio come in televisione. Cane, tienili sotto controllo. Ma se fino a 10 secondi. Ah, pesa troppo la mia testa. Ormai peserà 2 chili. Allora, non è un problema fortunatamente, però cazzo, leggevamo una margherita in una pizzeria de merda, 7,50 €, dove cazzo vai? C'è già da noi che te la fanno pagare 6 euro, ti dici porca troia, è tanto. Ora siamo a Caporetto, non mi permetto di raccontarti la storia in quanto so solo, diciamo, dei dati molto ristretti per sentito dire, quindi non mi sembra rispettoso raccontare e parlare di cose di cui non ne so un cazzo alla fine, hai capito? Quindi dico solo che qui siamo a Caporetto, punto. Tutto bello, ma quei prezzi e fora per fora, cioè paghi tanto meno in Italia. Però attenzione ragazzi, la birra media costa solo 3,50, da noi 3,50 viene quella piccola, quindi te mangi poco, te resti magro e te si imbriago spolpa. Sì, non è proprio male la Slovenia, Eccola lì, tu che sai parlare a camera verde che è tipica. Devo mandare il cameriere, non le dicerle, proprio la birra che è all'asco. Oh, guarda, è linea verde tipico, vedi tu che è il tipo che va a casa delle femmine che fa da mangiare, vedi tu? E dice, le bon, ma non può dire altro, cioè sennò che trasmissione è? Tu la andare là e dire che in ogni caso le bon, anche se non mangia bene, tu capisci? E così funziona. È stato bellissimo perché io e Giacomo abbiamo giocato a basket in Slovenia. Sì, qui siamo nel parcheggio sempre a Tolmin. Abbiamo mangiato la pizza, molto strana, però buona. Il prezzo in teoria sì, molto caro della pizza, però nel complesso con le bevande eccetera pagavi meno rispetto all'Italia, quindi probabilmente a noi la pizza costa molto meno, però paghi molto di più la Coca-Cola, la birra, il coperto eccetera eccetera, quindi insomma alla fine del gioco abbiamo risparmiato, dai. I remember all my life raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day.